Bella raga, ciao a tutti dal commentone veneziano ragazzi, siamo su MotoGP 2014 perché come sapete voglio sempre fare l'aspettando MotoGP della stagione dopo, quindi in questo caso MotoGP 2015, nella speranza che ci sia perché ancora non ho sentito aggiornamenti al riguardo. E allora ho detto dai, spariamoci un campionatino con Vale, difficoltà difficile, fisica semi-pro, senza aiuti, insomma come in carriera praticamente, solo che da poco non gioco, quindi raga sono un po' arrugginito, anzi molto quinto comunque in qualifica. E niente, Fio, andiamo. E se comunque gara da 3 giri faremo una gara per video, quindi saranno video veloci proprio per fare questa miniserie aspettando MotoGP 15. E niente, andiamo, Gran Premio del Qatar. Vai ragazzi, andiamo, Gran Premio del Qatar, prima tappa del mondiale. Vogliamo subito partire bene. Eccoci qua. Bello Brad. Guardate Brad Pitt, Fio, senza corpo. L'uomo senza corpo. Questi sono i bug di sto gioco, che ne ha tanti, Devo dire che ne ha tantini, sto giochino di bug. E il vale già primo, attenzione. E subito rischio incalcolable. Ma che bello Brad senza corpo però. Eccoli qua i magnifici tre Fio spagnoli. Lorenzo il Magnifico, Marchetto Marquez e Camomillo. Ma Valentino Rossi subito quarto. Eccoli qua i big. In questo aspettando MotoGP 15. Vediamo cosa riusciamo a combinare. Vai Vale, domina Vale. Vai Vale, senti come vale. Go come go. Attenzione, stiamo attenti a Camomillo. Ricordo che non ho flashback, chiaramente che sono una cosa abbastanza così, insomma, abbastanza curiosa, ecco. Guarda che scambi, il Kuma si sta già svegliando, Fio Vale c'è. La difficoltà è la penultima, ragazzi, difficiless. Perché non proprio leggenda, non me la sentivo, ragazzi, non gioco dall'ultimo video che ho fatto. Eccola qua la sfida Valentino Marchetto. E Veneziano in testa. Valentino in testa, scusate. Questa non siamo alla carriera, vai Rossi. Però Rossi Marquez è la grande sfida, Fio. Attenzione Vale all'esterno, subito scontro. Mamma mia, derapone del Vale. Qua frenata forse al limite. Va la Marquez, sportellate tra Marquez e Rossi. Primo giro forse però lo fa in testa Rossi. Primo giro completato, ne mancano 2. 2 laps remaining nell'inglese purissimo. Nell'inglese purissimo del Cube. Fastest lap di Vale. Fastest lap di Vale. E Vale gode. Stiamo attenti però, Fioi. Basta un attimo e sei fuori, cazzo, poi non gioco da tanto. Basta un attimo e sei fuori. Vai, come cominciamo bene, cominciamo bene. Vai, il dottore vuole subito imporre la legge. Ma la Marquez subito che ne approfitta della sbavatura cumendiana, una delle più tipiche. Dai, cazzo. Mamma mia che bagarre. Qua la moto si è alzata. La fisica è semi-pro perché se mettevo prof penso che sarei già ritirato. Vara. Ne approfitta il Magnifico, ne approfitta Lorenzo il Magnifico. Ne approfitta il Magnifico. C'è bisogno di tutta la classe del dottore per ritornare in testa. Questo è anche un circuito pro Yamaha. Guarda, ancora Marquez, sportellate del porco. Marco Marchetto maledetto, che fa anche rima. Qua Rossi non fa una gran curva. Ragazzi, adesso inizia il tipico e classico e puro final lap cumendiano. Primo giro eravamo primi, secondo giro siamo secondi. Ecco, spero non essere terzo giro. Fastest lap dell'Ori. Staccatona della Vito. Staccatona pura. Mamma che cume, mamma che dolce cume. Vai dolce cume. Qua ho rischiato tutto. Anche qua, un po' lungo Rossi. E tiene.
E tiene, incidente per Lorenzo. Incidente per Lorenzo, ne approfitta Marquez. Incredibile. Incredibile. Sportellata adesso di Rossi a Marquez, ma Lorenzo e Rossi hanno esagerato prima e ne ha pagato le conseguenze lo spagnolo. Vai come? Vai Rossi. Lungo, 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 ma recupera. Mamma mia, sportellata adesso di Marquez e ne approfitta addirittura Camomillo. Ne approfitta addirittura Camomillo. No dai cazzo, no, terzo il terzo giro, sarebbe veramente paradossale. Qua Rossi ha rischiato veramente il tutto. Rossi torna secondo. Mamma che prima gara, però MotoGP ti fa gasare, Fio, non c'è niente da fare. Questo gioco ti fa gasare a bestia. Adesso Rossi ha nel mirino Marchetto. Il cannibale. Prova l'internazzo puro. Internazzo puro. Ma ancora Marquez all'esterno. Signori, che match. Che gara. Che tutto. Chiude la porta. Stavolta vale. Stavolta l'ha chiusa. Final curve. Final curve sbagliatissima. Final curve sbagliatissima. Ma non si è ancora in testa e vediamo. Vediamo all'ultimo respiro. All'ultimo respiro. Rossi c'è. Rossi c'è. E va a vincere in Qatar. Prima vittoria. Cazzo come siamo partiti. E si parte subito a bestia. Mamma che gara. Mamma che gara. Mamma che gara, grande Comendore. Raga, un saluto dal Comendore veneziano. Ciao! I suoi festeggiamenti sono davvero meritati. Il pilota ha saputo imporre il suo ritmo alla gara.